Oltre 10.700 cittadini raggiunti, più di 11.600 ore erogate e 9 punti di facilitazione digitale attivati sul territorio, superando ampiamente i target previsti dal PNRR. È il progetto di rete per il digitale facile che nella nostra regione ha visto Trieste nel ruolo di capofila per i comuni dell'ambito triestino e Carso-Giuliano. I risultati sono stati presentati dall'assessore regionale all'innovazione Sebastiano Callari, affiancato dall'amministratore delegato di INSIE, Diego Antonini, con tra gli altri il sottosegretario al MEF e assessore Sandra Savino. La nostra regione è una delle regioni che si è comportata meglio da questo punto di vista, anzi addirittura credo la regione che del nord che si è comportata meglio in assoluto. E questo è veramente un grande successo ed è dovuto non soltanto a come i comuni si sono messi a disposizione. Abbiamo visto soprattutto il comune di Trieste che ha raggiunto ben 10.000 cittadini, quindi ha fatto una parte da leone, ma anche per tutte le associazioni del terzo settore che si sono messe a disposizione. L'iniziativa ha accompagnato i cittadini nell'accesso e nell'uso dei principali servizi digitali della pubblica amministrazione, tra cui SPID e CIE, servizi regionali e comunali, attraverso un modello di supporto individuale e di formazione. Accanto alla facilitazione one-to-one, il progetto ha sviluppato un'importante attività formativa con mini corsi tematici in presenza rivolti a piccoli gruppi di cittadini su temi come sicurezza digitale, utilizzo dei servizi online nelle pubbliche amministrazioni, acquisti online, comunicazione digitale e più recentemente intelligenza artificiale e contrasto alle fake news. Aiutare i cittadini più deboli, più fragili, gli anziani, ma anche soltanto far capire ai giovani in che mondo si trovano, per la pubblica amministrazione è un importante motivo per muoversi.